Benvenuti al Giro del Mondo in 80 giorni, a cura di Radio Nostra, ogni martedì sera in diretta streaming dalle ore 21. Allacciatevi le cinture. Si parte. Buon ascolto. Mi devo mettere le cuffie. Buonasera a tutti, puoi metterti le cuffie e anche puoi stare così, come avete sentito nella navicella c'è Rossella. Ciao Rossella. Buonasera signor regista, alias Gianluigi Bergamo. Puoi metterti anche le cuffie per il freddo perché è un po' freschetto stasera. Avevano promesso la primavera, ma qui fa fatica ancora ad arrivare. Primavera, che è un bel film che è uscito quando è uscito? A dicembre, verso Natale. Primavera è la storia di Vivaldi al cinema. Fatto bene, non vi racconto nulla perché non amo raccontare i film. Ognuno se li va a vedere e se piacciono, piacciono, se non piacciono, non piacciono. Dopo questa divagazione che non c'entra niente col giro del mondo in 80 giorni, eccoci qua, 16ª puntata, come va? Bene, naturalmente, per tutte e tutti. Oggi è anche martedì grasso e quindi a noi... non ce ne frega niente. Okay. Le nostre carnevalate le facciamo qua. Allora andiamo subito, è già finita anche la sigla, abbiamo tirato lungo, andiamo col primo brano che si chiama Asia di Simone Lanzi, è il quartetto di Simone Lanzi Quartet. Ascoltiamoci Asia, poi lo avremo anche ospite più tardi.
Simone Lanzi, Asia, abbiamo sentito questa musica orientaleggiante, euroasiatica possiamo dire, e con la nostra mongolfiera non andiamo tanto distante adesso in questo momento, andiamo a Padova e a Padova chi troviamo? Rossella, aspetta che ti accendo il Troviamo, microfono, ecco qua, vai. prendiamo a bordo della nostra mongolfiera Rubens Noviello. Benvenuto a bordo, Rubens. Grazie, grazie per ospitarmi nella vostra mongolfiera. Sei Che molto fra le altre cose è ecologica. presidente dell'associazione 1514. E vuoi intanto spiegarci anche il nome di questa associazione perché Perché non è un po' è, misterioso così. poteva essere a Venezia un numero civico di Venezia, ma Un essendo... numero di qualche sestriera, effettivamente. Esatto. Allora, non vi nascondo che quando abbiamo fondato l'associazione abbiamo detto mettiamo un nome che poi ci chiedono che cosa, che era quello, veramente era quello l'obiettivo. 1514 è una risoluzione dell'Assemblea Generale dell'ONU del 1960 che in buona sostanza tratta dell'autodeterminazione dei popoli. Noi nasciamo seguendo una causa africana del popolo Sahrawi che ha la manina alzata da molti anni e vorrebbe autodeterminarsi attraverso questo principio, così come hanno fatto tanti popoli africani. Quindi oltre il muro, perché il nome sarebbe 1514 oltre il muro, perché in questo posto dell'Africa, dove abbiamo sviluppato e sviluppiamo progetti, c'è uno dei muri più lunghi al mondo, 2700 chilometri, ed è uno dei muri più minati al mondo. Quindi ecco, il 1514 oltre il muro nasce da questo principio che è legato poi alle attività che facciamo come associazione legate ai diritti umani, insomma. E visto che hai adesso parlato di questo muro, insomma, diciamo, serve a impedire ai Saharawi. Beh, allora, il popolo Sahrawi è un popolo poco conosciuto, vive in campi profughi, sono circa 300.000 persone che sono scappate nel 76, quindi quest'anno è il 50° anniversario di questi campi che dovevano essere allestiti per 20 giorni, sono 50 anni che sono là. Fondamentalmente il loro paese, il paese nel quale vorrebbero ritornare e fare referendum, si chiama Sahara Occidentale, che oggi è l'unico stato africano che non ha ancora ottenuto l'indipendenza. Perché? Perché lì ci sono i più grossi giacimenti di fosfati al mondo, hanno la costa di mare più pescosa dell'Africa e ci sono dei grossi giacimenti di gas. Tutto ciò è sfruttato da potenze come la Francia e gli Stati Uniti, e quindi si osteggia questo referendum e quindi si osteggia uno dei diritti cardine del diritto internazionale, quindi l'autodeterminazione. Quindi come associazione noi nasciamo là, e la nostra associazione padovana diciamo che come mission ha di seguire cause, vicende, popoli dove le violazioni dei diritti umani sono sistematicamente violate. E quindi al fatto, diciamo, di sensibilizzazione, di questa sensibilizzazione ci uniamo spesso anche dei progetti sanitari o comunque dei progetti di cooperazione internazionale che aiutano le popolazioni del posto. Oggi ai campi profughi abbiamo 2 progetti, abbiamo un progetto in Algeria e abbiamo un progetto in Mauritania, quindi dove abbiamo invece una struttura in Mauritania dove seguiamo dei ragazzi con disabilità, sono paraplegici fondamentalmente. Sì, tra l'altro i Saharawi che sono in Algeria, appunto, sono in questi campi profughi nel sud dell'Algeria, se non sbaglio, sì, no? Quindi lontani da tutto. Sono nei pressi della città di Tindouf, che è al sud appunto dell'Algeria, sono in territorio algerino e io 11 anni fa, quasi 13 anni fa, scrissi
un libro su questa vicenda, lo scrissi con l'ottica del maratoneta, visto che lì si corre ogni anno una maratona. Tra l'altro questa settimana, questo weekend sarà il weekend della maratona, si chiama Sahara Marathon, e quindi attraverso lo sport per molti anni abbiamo lanciato questo messaggio di pace fondamentalmente. Quindi sapete meglio di me, insomma, lo sport, se usato bene, si presta molto bene a veicolare messaggi di questo tipo. Certo, e comunque anche è molto importante sensibilizzare su temi che purtroppo sono completamente assenti dai notiziari, dai giornali, dai media, cioè passano anni senza che si senta parlare di Saharawi Io e quando così, vengo invitato nelle scuole faccio sempre un esempio, no? Ci sono delle cause di serie A, di serie B e di serie C. Se tu chiedi a un bambino del 2019, nato nel 2019, gli chiedi dimmi il nome di un muro, ti dicono il muro di Berlino, il muro a volte dicono il muro di Trump. E qua c'è il muro più lungo del mondo, è una causa di serie C perché non ne parla nessuno, così come tante altre cause delle quali è bene non parlarne. Quindi anche perché si pestano i piedi a potenze, no? Che riteniamo, fra virgolette, amiche, quindi senza scendere tanto in politica, diciamo che ci sono situazioni comunque dove è molto importante sensibilizzare su cosa sta succedendo, e poi c'è da supportare delle persone che sono veramente in difficoltà. certo. Okay, quindi, diciamo che l'innesco per noi come associazione sono quegli ambiti in cui la base, il denominatore comune è la violazione dei diritti umani. Noi, Rossella, ci siamo conosciuti per la vicenda di Giulio Regeni, questo per dire che sì, andiamo in giro per il mondo, ma le violazioni dei diritti umani ce le abbiamo in casa, ce le abbiamo qua, insomma, se ne parla anche qua. Certo, e a proposito di Giulio, ecco, ricordiamo, insomma, vi siete occupati anche di questa vicenda veramente drammatica. Sono passati 10 anni dall'assassinio, dal rapimento e l'assassinio di Giulio Regeni. Sì, il 25 gennaio si è ricordato il 10° anno del rapimento, seguito da torture veramente brutali, e poi l'uccisione, il ritrovamento del corpo il 3 febbraio, insomma. Se vogliamo collegarci al discorso di prima, questa è un'altra causa di cui è bene non parlare tanto, perché si vanno a toccare interessi economici in questo caso, perché c'è l'Egitto di mezzo. L'Egitto, ahimè, è uno stato dove sistematicamente si violano i diritti umani. Nel caso di Giulio Regeni, la famiglia da 10 anni conduce una battaglia molto molto dura, molto molto difficile, nella quale in 10 anni si è capito ormai la verità, perché c'è un processo in corso, si ha i nomi, i cognomi degli agenti dell'intelligence egiziana, e chiaramente la famiglia lotta per avere la giustizia. Quindi c'è un processo che in maniera molto rocambolesca è partito, ha subito uno stop di recente, sta ripartendo, e quindi ci si auspica che alla famiglia sia concessa la giustizia. Almeno sapere che cosa è successo e per la responsabilità di chi. E noi appunto ci siamo conosciuti nel corso di una proiezione che ha colpito molto, devo dire, il pubblico che c'era, ed è un documentario, no? È un documentario che ha voluto la famiglia, un documentario che veramente ripercorre in maniera molto fedele i passaggi cardine di questa vicenda.
sulla quale si sono dette anche tante bugie, ci sono state tante strumentalizzazioni, frutto di depistaggi, quindi è un film, un docufilm che veramente fa capire dall'interno quello che ha subito Giulio e che in 10 anni sta subendo la famiglia, perché la famiglia comunque da 10 anni, diciamo, è stata poco supportata dalla politica italiana, e sono passati tanti governi. Certo, sì, non possiamo neanche dare la colpa a uno, insomma. No, è proprio l'approccio della nostra politica estera di voler collaborare con uno Stato che è uno Stato terrorista, perché l'Egitto è uno Stato terrorista. Quindi ci sono interessi economici che prevalgono sui diritti umani in questo caso. Quindi in modo molto cinico, possiamo dirlo, insomma. Perché... Quindi purtroppo, ecco, la nostra funzione, tu mi hai visto sul palco, io rappresentavo quello che viene chiamato il popolo giallo, che non è niente se non le tantissime persone che attraverso un colore sostengono la famiglia con 100 e 100 iniziative per tenere alta l'attenzione dei media e della società civile. A Padova, tra le altre cose, è un comune che supporta tantissime iniziative di pace, di cooperazione internazionale. Sulla vicenda Regeni si è schierata in maniera molto importante, ha inaugurato delle panchine, ogni anno da Padova parte la staffetta di podisti, a proposito dello sport, che unisce Padova a Fiumicello, Villa Vicentina, che è il paese natale di Giulio, dove vivono ancora Paola e Claudio, genitori, ed è una corsa che accomuna tutti i paesi che dal padovano attraverso il veneziano arrivano nel Friuli Venezia Giulia, quindi è veramente molto importante come iniziativa e serve, ed è una delle iniziative appunto che ricorda. Credo che sì, per i genitori sia molto importante, no? Sentire la vicinanza, la solidarietà di tante persone, perché loro, devo dire, sono veramente esemplari per il modo con il quale hanno portato avanti la loro ricerca di verità, no? E di giustizia. Sì, noi come associazione siamo venuti in contatto con loro, li conosciamo personalmente, sono delle persone con una dignità veramente fuori dal comune, perché comunque non è facile, anche è stato un pugno allo stomaco per noi che l'abbiamo visto, il docufilm, e quindi... Puoi ricordare il titolo, scusa Rubens? Sì, il titolo si chiama, il titolo del docufilm è Tutto il male del mondo. È molto interessante, un'iniziativa alla quale hanno, non so se la sto spoilerando questa cosa, non so se sia, però la spoiler, così la nostra radio qua, siamo i primi. Abbiamo un'anteprima. Abbiamo, su iniziativa del MIUR, 50 università hanno aderito a proiettare il film all'interno dei propri atenei, e il Centro di Diritti Umani di Padova è uno dei promotori, c'è anche Padova, quindi si sta entrando anche in canali di divulgazione molto particolari. Complimenti, perché all'inizio spiazza un po', anche perché ci sono proprio le primissime scene che spiazzano, non si capisce bene cosa succede e solo alla fine riconnetti, no? Sì. E arrivi, è una cosa circolare quasi, e l'ho trovato molto efficace, ecco. Va bene, beh, complimenti Rubens, perché insomma sì, mi sembra un buon risultato che questo... Ultima cosa, se mi permetti, Rossella, certo. Su Regeni sempre. Nel Veneto bisogna parlare di Regeni perché non è conosciuta, cioè sembra impossibile, ma a differenza del Friuli ci troviamo abbastanza di frequente con persone che confondono Cucchi con Regeni, insomma c'è bisogno di parlarne. Sembra scontato, invece noi siamo un gradino prima, quindi grazie dell'invito, perché grazie che ci date la possibilità anche voi di parlarne, insomma.
E grazie a te per averci presentato anche l'associazione e magari ci risentiamo più avanti perché abbiamo capito che fate un sacco di cose, ci presentate un po' di altri progetti. Molto volentieri. Se ci rivolete a bordo della mongolfiera, tira una bella aria qua su, quindi grazie. Sì, vero? Adesso scendi volentieri. No, volentieri no, starei ancora su, però so che avete tanta carne al fuoco stasera. Quindi grazie veramente, se c'è la possibilità sono stra favorevole, ci mancherebbe. Grazie di cuore. mille, a presto Grazie. allora. Eccoci qua, abbiamo finito Spring in Istanbul. Allora, abbiamo il nostro secondo ospite che però abbiamo un problema di collegamento, dobbiamo collegarci con Davide Ruffino, ma
C'è un problema, allora io direi di mettere un bis, mettiamo il Levante, sempre di Simone Lanzi, Quartet. Levante di Simone Lanzi, siamo riusciti a collegarci, quindi Rossella abbiamo il nostro ospite da... Allora, ecco, ho tolto il microfono. Siamo a Genova, giusto? Genova. Un poco sopra, sì, attaccati, insomma, subito nell'entroterra genovese. E abbiamo con noi Davide Ruffino, che è uno zoologo. Esatto, sì. Benvenuto a bordo, Davide. E l'abbiamo chiamato soprattutto perché si occupa di un sacco di animali, lavora in un CRAS, quindi in un centro di... Da tanti anni con gli animali, i miei pari. Nostri pari.
nostri pari. Però noi ti abbiamo chiamato soprattutto per parlare di volpi, La mia passione. che sappiamo che è la tua passione, ce l'ha detto qualcuno. Sì, lui è un volontario che viene a darci una mano. Allora, è stato con noi qualche settimana fa, abbiamo parlato di fototrappole, tra l'altro. Sì. Io invece tecnologia Zero. sono su un'altra dimensione io. Però sai un sacco di cose delle volpi e noi siamo curiosissimi di ascoltarle. sì, dimmi tutto. Cioè, ora è un argomento molto, molto ampio, quindi Allora, ditemi voi. partirei da questa domanda: sono in aumento o sono in diminuzione le volpi? Allora, non esiste un censimento delle volpi, ecco, tanto per cominciare. Sono un animale, una specie molto, molto comune, lo è sempre stata e penso proprio che lo sarà sempre, fortunatamente, perché comunque è molto importante per l'equilibrio naturale, da mesocarnivoro quale è, nonostante venga spesso bollata, ahimè purtroppo, di essere dannosa, nociva, e poi alla fine quando un animaletto non piace a qualcuno, quando una specie apporta dei danni economici a qualcuno, intralcia, ostacola in qualche modo i comodi di qualcuno o costringe qualcuno a lavorare in modo professionale o a seguire delle regole o a fare delle attenzioni, allora diventa scomodo e quindi è nocivo, è dannoso. In realtà la volpe è essenziale per È l'ecosistema. essenziale. Ecco, perché che posto occupa nella catena, diciamo, La alimentare? volpe ma la volpe è piuttosto in alto dalle nostre parti, perché comunque è un carnivoro di taglia media, i cosiddetti mesocarnivori, è un predatore di micromammiferi soprattutto, quindi è una grande predatrice di topi e topolini, ratti, queste bestiole qui. A sua volta può essere predata da predatori più grandi, che in realtà dalle nostre parti non accade quasi mai, perché è molto molto difficile che i lupi rivolgano le loro attenzioni a una volpe, o magari le giovani volpi, piccoli, cuccioli, in esplorazione, possono cadere preda magari sì di animali momentaneamente più grandi o di grandi rapaci. Questo può succedere, ad esempio il gufo reale, però non è la regola dalle nostre parti. La volpe deve guardarsi principalmente dall'uomo, alla fine. Anche perché lei, insomma, non si fa prendere perché è furba. È proverbialmente furba, è molto molto opportunista. La volpe è una delle tantissime sue meravigliose qualità, è una maestra di sopravvivenza. Opportunista nella mia materia non si usa con quell'accezione negativa tipicamente umana della persona che si approfitta degli altri ed è un opportunista. Opportunista in natura è quella specie, quell'animale che riesce ad approfittare di qualsiasi opportunità le si presenta innanzi per sopravvivere. E la volpe in questo è maestra. Quindi qualsiasi occasione buona per tirare avanti la carretta. In questo sono veramente bravissime, per questo che sono diffuse ovunque, sono comuni, e anche perché poi sì, nascono come carnivori, sono fondamentalmente carnivori le volpi, ma poi alla fine mangiano letteralmente di tutto in natura, tutto quello che trovano possono mangiarlo, quindi qualsiasi occasione è buona. Poi grandi regolatrici di micromammiferi, a tutti danno fastidio i topi, la volpe te li mangia, quindi si sostenta sui topi, a sua volta è uno spazzino naturale, perché la volpe approfitta anche di carogne, carcasse, quindi è anche quello che in natura si chiamano spazzini, quelli che comunque ripuliscono dei resti, impedendo anche o comunque ostacolando anche la diffusione di alcuni patogeni, perché poi se una carcassa, una carogna resta lì a marcire, è chiaro che è più facile che si diffondano un certo tipo di malattie, di patogeni, gli animali come le volpi, ma non è l'unica, svolgono anche questo servizio ecologico, diciamo. Certo. Ascolta, ma sono stanziali, cioè hanno la loro zona e abitano lì o si spostano? Allora, dipende dall'età. Alla fine, gli adulti sì, sono assolutamente stanziali. Quindi le volpi in realtà sono abbastanza monogame, quindi quando formano una coppia maschio e femmina adulti restano abbastanza fedeli al compagno o alla compagna vicendevolmente. Poi vabbè, quando non è stagione riproduttiva tendono a stare un po' ognuno per conto suo.
quindi anche in questo sono estremamente furbe, secondo me. E poi quando si appropinqua, si avvicina al periodo riproduttivo, quindi in inverno a dicembre, gennaio, si comincia ad avvicinare il periodo in cui si accoppiano di nuovo, allora ricominciano a fare una vita un pochino più condivisa, che poi porta all'allevamento dei piccoli in primavera, all'affrancamento dei piccoli in estate, a fine estate, quando poi i giovani, ormai giovani volpi, comunque soprattutto i maschi, partono a cercare un nuovo territorio, i genitori per qualche mese rifiatano, però occupano sempre lo stesso territorio, si tengono in contatto, quindi l'adulto è stanziale. Il giovane che parte, soprattutto i maschi, il primo anno, primo autunno partono, si allontanano alla ricerca di un loro territorio, vagano finché non trovano una nicchia in cui fermarsi, in cui cercare di sopravvivere, di ricavarsi un loro territorio. È un viaggio difficile perché se vengono visti o percepiti dagli adulti di altri territori, vengono aggrediti, scacciati, devono imparare a cavarsela da soli, però è una fase in cui i giovani maschi vagano e si spostano. Le femmine invece di solito il primo anno restano con la madre, non è che la seguono come delle ombre, però restano sul territorio della madre, restano lì perché spesso l'anno seguente aiutano la madre a crescere i cuccioli nuovi, quindi sono le cosiddette aiutanti, restano lì, aiutano la madre, portano il cibo ai piccoli, li sorvegliano e quindi aiutano la coppia di genitori, fanno le tate, sono le sorelle maggiori dell'anno prima e Delle sorelle. poi possono partire anche loro l'anno seguente o quello ancora dopo. Possono scegliere se restare nel territorio della madre come subordinate, quindi come non riproduttive, però restano lì, imparano, fanno esperienza, o magari poi quando la madre viene a mancare possono essere loro, diventano le femmine di quel territorio, oppure al primo, al secondo anno possono scegliere anche loro di allontanarsi. Però tranne la fase in cui si spostano alla ricerca di un territorio, le volpi sono piuttosto stanziali. Allora, io ho visto le foto che ci hai mandato, che sono bellissime, di queste foto. Sì. E mi viene questa domanda, ma la volpe si può anche addomesticare? No, cioè allora, purtroppo quello che sta succedendo adesso con le volpi è qualcosa contro cui cerco di combattere con ogni mezzo a mia disposizione, perché purtroppo vedo che adesso c'è la moda su ogni social media di allungare il cibo alle volpi, di attirarle nel giardino, di renderle confidenti, perché poi ci facciamo il video, ci facciamo il selfie, lo mandiamo sui social, raccogliamo tanti like e tanti cuoricini, le persone ci fanno i complimenti, quindi questa ricerca continua di attenzioni dell'ego poi si scarica su questi poveri animali che vengono letteralmente rovinati a livello etologico. La volpe è un animale selvatico. Chiaro che io ho avuto esperienza diretta a crescere dei piccoli, è molto difficile quando cresci dei piccoli, ma questo accade con tantissime specie. È molto difficile renderli schivi, crescerli come animali schivi, perché il piccolo gli dai il latte, lo pulisci, quindi se non stai attento comincia a vederti come il genitore, si affeziona, ma è normale, anche loro hanno una vita emotiva e poi è giusto che il cucciolo, il piccolo, si va a legare a chi dispensa le cure, perché è un meccanismo normale, insomma è ciò che consente ai piccoli di sopravvivere in natura, legarsi ai genitori, seguire i genitori, fidarsi dei genitori. Quindi è difficilissimo le volpi, poi i piccoli volpacchiotti sono molto socievoli, sono giocherelloni, cercano attenzioni, sono curiosi, sono vispi, quindi sono delle calamite perché ti chiamano, ti cercano, un po' come fanno tanti altri cuccioli di altre specie. Bisogna resistere, essere stoici, non è facile perché sono meravigliosi, però bisogna letteralmente autoviolentarsi, lo dico proprio senza mezzi termini, perché devi resistere a quegli occhietti che ti guardano, al cucciolo che ti cerca, perché l'obiettivo poi in un CRAS è liberare una volpe che abbia paura delle persone. È difficilissimo, però bisogna farlo. Non puoi, non hai il diritto, non abbiamo il diritto di rovinare questi animali. Le volpi in realtà è molto facile addomesticarle.
perché sono animali molto intelligenti e sono, come dicevo, opportuniste. Quindi basta che gli porgi il cibo un paio di volte e quelle hanno già capito che tu sei il dispenser di cibo, perché ci mettono un attimo a collegare il cibo, il benessere e la cura alla persona, e quindi le volpi, proprio per il loro opportunismo, ci mettono davvero poco a fidarsi e a cambiare le loro abitudini e a modificare le loro abitudini per quello che è a loro vantaggio, perché se tu gli dai da mangiare, loro capiscono e quindi sanno che ma chi me la fa fare a cacciare? Se io vado da quello lì, mi dà da mangiare, e purtroppo proprio per il loro opportunismo, è una cosa che succede anche con i cinghiali, per esempio, e può succedere anche con i lupi, sono portate ad avvicinarsi dove trovano cibo, colgono l'occasione, fanno subito l'associazione ed è finita. E quindi poi la volpe, una volpe confidente, assuefatta all'uomo, che addirittura aspetta il cibo dall'uomo o comunque prende il cibo dalle mani dell'uomo, si abitua a ronzare intorno alle persone. Io purtroppo lo dico sempre, una volpe abituata così è una volpe morta che cammina, perché è una volpe che rischia tantissimo, molto più di quello che rischia una volpe che resta schiva, diffidente nel bosco, perché avvicinarsi alle persone è rischiosissimo. Alla volpe può essere l'argito del cibo sbagliato che la fa stare male, tanto per cominciare. Le danno le cose peggiori. Ho visto dare alle volpi le crostatine della Mulino Bianco, i biscotti, cibo che fa male persino a noi. Ma le volpi stanno malissimo quando mangiano queste cose. La gente non lo capisce, perché per le persone purtroppo gli animali sono bambini e questo è un errore fatale. Ma al di là della qualità del cibo, anche dandole un cibo che non le faccia male a livello di salute, a livello fisiologico, la volpe è abituata all'uomo, è una volpe che entra sovente nei giardini, impara ad aggirarsi per le periferie dei paesi, per le città, rischiando continuamente di essere investita. Quindi poi vengono investite perché diventano meno paurose, meno accorte, vengono investite, la gente guida come i matti, quindi vengono stirate, vengono ammazzate, oppure, sai, ci sono anche le persone a cui le volpi possono dare fastidio. Se una volpe va a ronzare intorno alle persone sbagliate, o si becca un boccone avvelenato, si becca una pallottola, si becca una tagliola, e fanno una fine ingloriosa. E comunque sia, è un modificare le loro abitudini, perché ho parlato anche con persone che mi dicono ma tanto io abito lì in mezzo al bosco, cosa vuoi che le succeda se si abitua a prendere il cibo da me? Cosa vuoi che le succeda? Hai tolto la dignità a un animale selvatico, l'hai trasformato in un mendicante. La volpe proprio diventa assuefatta al cibo dell'uomo, quindi diventa incapace di andare a procacciarsi le prede come farebbe in natura, diventa uno zombie, si mette lì seduta, ti guarda con lo sguardo implorante, e la sua vita diventa quella di fare il mendicante a bordo strada, ed è una cosa veramente che toglie tutta la dignità a questi animali che diventano delle ombre, perché si comportano come tossicodipendenti queste volpi, lo dico sempre. Si mettono lì, non hanno più alcun desiderio, istinto di cacciare, di fuggire, sono talmente condizionate dall'uomo, dal cibo che gli diamo noi, che non abbiamo più un animale selvatico, sai, la volpe è anche bella. Il loro essere, no? È snaturato il loro essere, dico. Non ho capito, scusa. Sono snaturate del loro essere. Certo, la volpe è bella perché è volpe, perché è schiva, perché è timida, perché è diffidente, scappa, non perché diventa un cane. I cani ce li abbiamo già. Che bisogno c'è di andare a trasformare in cani dei poveri animali selvatici e fare in modo che si comportino come cagnolini? È lì che la volpe perde tutto il suo fascino, diventa un cane travestito da volpe. Ma la volpe è bella anche per come è dentro. La volpe deve fuggire, deve scappare. La volpe, quando la vedi quell'attimo fugace, è lì la magia, non una volpe che si siede vicino a te e aspetta che le dai il biscottino. Allora prendetevi un cane, dico sempre io, se sono queste le soddisfazioni che cercate nella vita. Il cane è fatto apposta, mi verrebbe da dire, per appagare... Ci sono i volpini, no? Ci sono i volpini come cane. Sì, li chiamano volpini perché vagamente simili. Comunque, sì, ma in realtà ci sono i cani, quindi è già il nostro animale domestico, esiste apposta, mi verrebbe da dire, è brutto da dire, ma è così. Perché devi andare a danneggiare anche l'animale selvatico e trasformarlo in un cagnolino? Sono belle così, non c'è bisogno di... Poi
la gente è convinta che ma l'aiuto, se no muore di fame, poverina, dategli da mangiare, ma le volpi non hanno bisogno della carità delle persone. La volpe è un animale che per definizione, se non se la sa cavare una volpe in natura, non se la cava nessuno. Sono perfettamente in grado di sopravvivere in natura e di fare quello che devono fare. E poi se ahimè qualcuna muore, ma ragazzi, quella è la natura. E noi andando a nutrire tutte queste volpi, oltre a snaturarle, creiamo anche degli squilibri degli squilibri nell'ecosistema o nelle dinamiche di popolazione. Certo. Perché una volpe, le volpi nutrite sono volpi che sopravvivono di più, che si ammalano meno, che comunque si riproducono di più. Cioè, poi cosa succede? Che in un dato territorio c'è più competizione tra di loro, quindi alla fine poi si passeranno anche tra di loro più malattie. Poi alle periferie dei paesi si vedono tutte le volpi rognose, senza pelo, piene di croste, una ragione c'è. Quindi già loro sanno approfittare dell'uomo perché vanno a svuotarsi il cassonetto, perché vanno ad approfittare degli avanzi o perché magari intorno alle case delle persone è più facile trovare delle prede come topi e ratti. Quindi già approfittano in maniera colposa della nostra presenza, anche se non è deliberatamente da parte nostra. Andare pure a porgergli da mangiare è una cosa sbagliatissima. No, hai fatto bene a ribadire questa cosa, che non vale solo per le volpi, vale per tutta la fauna selvatica. Lo fanno con tutti, lo fanno con i cinghiali, lo fanno con qualsiasi animale opportunista che si avvicina. E purtroppo anche il lupo è una specie molto soggetta, perché anche il lupo è opportunista, anche il lupo è intelligente e anche il lupo ci mette un attimo ad associare l'uomo al cibo, con la differenza che un lupo che associa l'uomo al cibo è un lupo che diventa pericoloso, perché la volpe ti siede lì, ti guarda e ti fa l'elemosina. Il lupo, per attirare la tua attenzione, ti ciocca anche un morso, poi ti stacca un braccio e viene bollato come animale pericoloso, viene giustamente abbattuto o prelevato o comunque rimosso, e quindi il lupo paga la colpa delle persone che gli hanno dato da mangiare. Quindi, è vietata la caccia alle volpi, vero? purtroppo no, la volpe è una specie cacciabile. È cacciabile? Sì. È tuttora cacciabile, sì, sì. Insomma, ma una cosa se ne fa di una volpe cacciata? Cioè, vabbè, forse se la... Ma la volpe non è una specie che viene consumata a tavola, non è un fagiano, non è un cinghiale. E fra l'altro sono veramente pochi quelli che la cacciano per la pelliccia. No, la volpe è cacciabile purtroppo perché è letteralmente un contentino a certa gente. La volpe è un competitore dei cacciatori e sta sulle scatole ai cacciatori, perché la volpe va a detta dei cacciatori, no? Va a rovinargli la festa. Loro si preparano la caccia, liberando anche comunque con immissioni di fagiani, pernici, lepri, perché comunque vengono fatte immissioni a scopo venatorio di questi animali. Le volpi con questi animali hanno gioco facile, perché sono spesso animali abituati all'uomo, cresciuti in un allevamento, quindi animali che sono un po' più tonti, scappano meno, le volpi ne approfittano, le volpi comunque prelevano una quota di questi animali che a scopo venatorio vengono immessi, quindi le volpi rompono le balle a quelli che poi vogliono andare a sparare. E dunque il fatto che la volpe venga resa una specie cacciabile perché purtroppo per alcuni viene considerata dannosa anche per queste ragioni. Questa gente ti dirà sempre le volpi sono dannose, le volpi sono nocive. Trovano sempre qualche giustificazione per trovare... No, certo, per queste persone sono nocive, quindi... Ad esempio qua da noi adesso andavano bene le volpi perché ammazzavano le nutrie, però adesso la volpe dà fastidio perché ti ammazza la gallina, allora non c'è mai... Ma la volpe ha sempre dato fastidio perché ammazzava i polli, però c'è poca empatia nei confronti dell'animale selvatico, perché noi dobbiamo renderci conto che l'animale selvatico ha l'obiettivo con cui se ne va in giro la notte è quello di mangiare, perché l'animale selvatico non sa se il giorno dopo vedrà la luce del sole o della luna, quindi per un animale selvatico, per una volpe, ma anche per una faina, avere dei polli messi lì e non protetti adeguatamente
è un'occasione troppo ghiotta, perché per Sì, loro può proprio significare chiaro. veramente la differenza tra la vita e la morte. Quindi chi ha polli, chi ha galline, è tenuto a proteggerli adeguatamente. Non posso credere che le volpi sfondino i pollai a colpi di bazooka, cioè se proteggi bene il tuo pollaio, se comunque, stesso discorso con il bestiame, i lupi, se lo proteggi efficacemente, certo, qualche perdita ogni tanto ci sarà, perché comunque c'è quella percentuale, l'imprevedibilità, l'imprevisto, l'incidente, però per dire, c'è un modo per proteggere i polli dalle volpi, non è che li puoi lasciare alla mercé della volpe o liberi addirittura, perché c'è chi li lascia letteralmente liberi di razzolare e non li chiude la notte e poi si stupisce che la mattina ne trova uno o due in meno. Oppure ci sono quelli che chiudono i polli in pollai che cadono a pezzi, lì, e poi è chiaro che lì l'animale selvatico ha gioco facile, però non puoi prendertela col selvatico per le tue colpe o per le tue mancanze, come fanno purtroppo anche col lupo o con altri. Ad ogni modo si può convivere con la volpe e poi alla fine questo basta volerlo. Poi è nociva perché ti mangia il pollo, è nociva perché dà fastidio ai cacciatori. È chiaro che quando un animale entra nel mirino di alcune categorie che poi vanno a comporre delle lobby che comunque muovono dei soldi, è chiaro che c'è qualcuno che dice va bene, la volpe è cacciabile perché comunque sia, vi diamo sto contentino e dovete sparare alle volpi così siete contenti e ve le togliete dalle balle. Tanto non hanno capito che se sparano a una volpe, dopo una settimana su quel territorio c'è un'altra volpe, perché le volpi dei territori limitrofi si accorgono subito quando manca quando uno spazio è libero. Quando manca il compare del territorio vicino, quando manca il rivale, il conspecifico, non è che le altre volpi vanno a fare il funerale. Quando comunque viene a mancare una volpe da un territorio, da un pezzo di bosco, dopo qualche giorno c'è già un'altra volpe lì, perché mi hanno lasciato il posto libero, aspetta che ci entro, perché è chiaro che mors tua vita mea, quindi ne fai fuori una, ne troverai un'altra, ne fai fuori un'altra, ce ne sarà un'altra ancora. Quindi, anzi, sparare, abbattere tanti esemplari porta quelle che restano a riprodursi di più. Quindi sono meccanismi naturali, certo. Le volpi sono invincibili, cioè, è questo. Poi puoi ammazzare quella singola. Allora suggeriamo questa conversazione con le volpi sono invincibili perché mi piace tantissimo. Ma certo, lo sono. Ascolta, volevo chiederti anche, ci sono varie specie qua in Italia oppure è una specie unica? Allora, in Italia in realtà la volpe rossa, delle 12 specie, 13 secondo alcuni autori, delle 12-13 specie di volpi che esistono al mondo, attualmente note, ma sono quelle, c'è solo la volpe rossa in Italia, perché poi la volpe rossa è quella più diffusa in assoluto al mondo, è l'animale selvatico più diffuso in assoluto, penso, sulla terra, ad eccezione di quelli che noi abbiamo portato in giro, tolti i ratti, tolti i topi, e poi è il carnivoro selvatico, direi, più diffuso al mondo. Nell'emisfero boreale è presente praticamente ovunque. E comunque sia al mondo è il carnivoro selvatico più diffuso. Volpe rossa ce ne sono tantissime sottospecie, perché poi trovandosi letteralmente ovunque si sono differenziate in alcuni territori piuttosto che in altri, quindi esistono tantissime sottospecie di volpi rosse, alcune anche abbastanza diverse da altre. In Italia ne abbiamo due in realtà, c'è la volpe rossa peninsulare e della Sicilia, cioè la volpe rossa che abbiamo sulla penisola e in Sicilia è la Vulpes crucigera. In Sardegna c'è una sottospecie sarda che è la Vulpes icnuse, che alla fine poi è quasi identica a quella continentale, per così dire. Comunque sia, in Italia solo due sottospecie, però tutto il mondo, ripeto, ce ne sono forse addirittura più di un 30-40 sottospecie. Poi vabbè, hanno fatto tutto un casino con la sistematica, sai che studi genetici, ricerca, poi mettono in luce sempre nuove curiosità, quindi le volpi rosse del Nord America, adesso c'è chi le classifica in un'altra specie di Vulpes, ma poi non voglio fare discorsi di filogenesi e sistematica, però le volpi vere
sono soltanto quelle appartenenti al genere Vulpes, assolutamente, che sono di una tribù a parte proprio, e sono abbastanza diverse, si discostano parecchio da altri canidi, cioè le volpi sono canidi come famiglia, ma sono molto molto diverse, vi assicuro, dai canidi canini come il lupo, il coyote, lo sciacallo. Quelli sono un altro gruppo di canidi, ma le volpi hanno caratteristiche molto precise. Comunque in Italia queste due sottospecie. Va bene. E Davide, staremo ad ascoltarti delle ore perché esatto. Io ho appena grattato la punta dell'iceberg, a dir la verità. Non abbiamo tutta la notte. Ascolta, facciamo così, ci risentiamo. Sì. Perché quando poi volete. Tu adori le volpi, però noi sappiamo che sai un sacco di cose anche di altri animali dei quali si parla poco, però ce li abbiamo intorno a noi, non li vediamo perché sono notturni magari. Quelli che vanno sotto il nome del gruppo dei mustelidi, per esempio, sono abbastanza incuriosita. Sì, sono molto affascinanti anche i mustelidi. Lì ce ne abbiamo 7 specie in Italia, quindi... E allora magari un'altra volta ci racconti un po' dei mustelidi. Sì, no, sicuramente, quando volete me lo dite. Grazie mille Va intanto. bene. Grazie mille. Figuratevi, grazie a voi. Poi ci risentiamo, tanto il mio numero ce l'avete. Esatto. Va bene. Grazie mille. Ciao, grazie a voi. Davide. Ciao, adesso ciao, buona serata. Ciao. Ciao.
Eccoci qua. Ah, Dove sei arrivato? Dov'è arrivato? Perché non sento il no, pezzo, quindi ecco non so qua, se... ecco, adesso ci sono. Pensavo fosse finito, invece c'era una piccola coda. Balcanica, Simone Lanzi, ed è qui con noi Simone Lanzi. Ciao Simone, Buonasera a tutti. ecco qua. Benvenuto a bordo. Allora, Grazie. Simone, contrabbassista jazz, ma anche classica. Ho visto. Dai, raccontaci un attimino un po' di te, dove hai studiato il contrabbasso, perché hai studiato il contrabbasso. Questa è una storia divertente perché ho iniziato a suonare il contrabbasso. Un mio amico ha comprato un contrabbasso e quando l'ha ordinato su internet gli è arrivato a casa e ha detto: Oh, ma io non ho spazio per me. E quindi l'abbiamo trasportato a casa mia dove c'era un po' più di spazio. Ah, Quella volta era casa di mio papà in realtà, non casa mia. Ed è rimasto là appoggiato in un angolo. E siccome era là appoggiato in un angolo, ogni tanto mi sono messo a suonarlo anch'io. E siccome comunque tutti quanti suonavamo un po' la chitarra, chi cantava, eccetera, era una cosa, un gioco per noi ragazzi, ecco, al liceo. E ho iniziato a suonarlo tutti i giorni. E pian pianino, siccome poi dopo di contrabbassisti non è pieno il mondo, purtroppo, perfetto. però per Anche fortuna, per fortuna, insomma, diciamo, no? sì, per fortuna perché ho iniziato a suonarlo anche dal vivo e quindi dopo una cosa tira l'altra e così ho iniziato a suonare il contrabbasso. Ah, ecco, e c'è sempre l'amico che spinge a fare le cose. Allora, non abbiamo detto, ma Rossella, siamo passati dalla parte ovest alla parte est dell'Italia perché siamo a Trieste. Esatto, sì. Ehm, Io a Trieste ho studiato anche qua al il conservatorio Conservatorio di... di Trieste? Sì, ho studiato, prima sono entrato in conservatorio nel dipartimento di jazz e ho studiato il triennio di contrabbasso jazz con Giovanni Maier e finito il triennio di contrabbasso jazz ho iniziato a studiare invece contrabbasso classico, che Mm. invece è un po' il contrario di quello che fanno tutti gli Sì, altri esatto. Mm. strumentisti. Beh, E vabbè. quindi ho fatto il triennio di contrabbasso classico, continuo a suonare ogni tanto in qualche orchestra, di meno rispetto al jazz, perché sono più specializzato e mi appassiona molto di più il jazz e l'improvvisazione. Allora, Però per la faccio tutto. ascolta, già restiamo un attimo sul tema del contrabbasso. Cioè, ho visto delle foto, un po' guardato sulla tua pagina Facebook, che c'era un contrabbasso da un liutaio in costruzione. Ma è quello tuo o costruisci anche tu i contrabbassi? No, no, ho pubblicato quella volta quando lo stava costruendo, Eh, ho pubblicato delle foto del contrabbasso che poi è diventato il mio contrabbasso, perché a Trieste abitava questo liutaio che si chiama Andrea Pontedoro, che adesso si è trasferito e è tornato nella sua terra natia in Calabria, e ha costruito prima il contrabbasso di un altro mio compagno di studi dell'epoca, di qualche anno fa, e poi quando io ho sentito questo contrabbasso ho detto: Ma Andrea, ti prego, fammelo anche a me un contrabbasso. Quindi siamo andati a comprare le tavole da questo maestro d'ascia che c'era qua a Trieste, Markovac, che adesso è venuto a mancare purtroppo. Organizzava anche concerti, era così una persona eccentrica, con mille interessi. E ci ha venduto queste tavole di abete che avevano 40 anni, adesso ne hanno un po' di più. E poi Andrea ha costruito tutto il contrabbasso da zero a mano, bellissimo, un processo pazzesco e stupendo, che ho seguito passo passo andandolo a trovare nel suo studio. Eh sì, ci sono le foto, andate a vedere sulla pagina sua di Facebook, cercate Simone Lanzi e lo trovate, insomma. E Simone, sei reduce, diciamo, dal tua nuova, diciamo, opera, questo disco, no, fatto che abbiamo messo il sogno di Leandro, il
sogno di Leandro, perché la domanda che forse ti hanno fatto tutti, perché Leandro? Chi è Leandro? Leandro, sono due i Leandri. Leandro è prima di tutto un personaggio di un'opera di Ovidio, che è la storia di Ero e Leandro, in cui Ovidio si inventa questa storia, o forse non se l'è inventata, di questi due amanti, Leandro che sta sul lato europeo dell'Ellesponto e Ero che invece sta sul lato asiatico, e lui va da lei ogni notte, nuota dall'altra parte dell'Ellesponto perché lei gli accende una candela che gli faccia da strada di notte, gli faccia della via come un piccolo faro. E Leandro in realtà è anche mio figlio, il secondo figlio maschio, perché abbiamo preso il nome, ci siamo ispirati anche a questo, uno dei motivi, e il sogno di Leandro è che lui finalmente riesca ad andare a vivere in Asia dalla sua Ero. Questo era il motivo del nome di tutto, in effetti tutto il disco, tutti i vari brani, che sono una decina, sono portano, come? Sono 7 brani, sono 7 pezzi che ho scritto, sono 9 tracce perché 2 sono esatto. ai brani, sono separati. Sì, e appunto riporta tutta questa musica europea, asiatica, no, balcanica. In effetti l'ultimo brano che ho messo balcanica richiama tantissimo la musica est dell'Europa dell'Est e dell'Asia. E questo perché ti piace tanto la musica balcanica? Beh, stando a Trieste, che è una porta con l'Oriente. Sì, Trieste diciamo che per la Mitteleuropa è un po' la porta sui Balcani, no? È sempre stata, geograficamente è così, per cui è un luogo di passaggio. Da sempre, proprio storicamente. In più io ho origini greche, quindi c'è una connessione sanguigna, e la mia fidanzata, la mamma dei miei bambini, è mezza turca, quindi noi in famiglia siamo un po' misti. Esatto, è nel sangue, ma anche di più. E hai il microfono spento, Rossella. Rossella, il microfono spento. Sì, è vero. No, volevo solo dire una banalità, ma che insomma, musica greca più musica turca più musica balcanica, ragazzi, è un mix di quelli esplosivi. Storicamente in realtà è un tutt'uno, dal punto di vista stilistico, o perlomeno delle origini e provenienze. Poi sicuramente c'è qualche nazionalista che mi sta per uccidere. Lasciali stare, quelli non... lasciamoli stare, i nazionalisti. Però in realtà dal punto di vista, diciamo, proprio filologico della musica, viene tutto da un unico bacino. Si pensa addirittura, una delle teorie è che la musica modale del canto bizantino è di conseguenza anche la musica modale del Medio Oriente, quindi quella araba, persiana e turca, in realtà vengono da una concezione della musica classica, nel senso di Platone, Pitagora, Aristotele, tutti i filosofi greci che hanno teorizzato la musica greca dell'epoca classica, quindi anche dell'impero romano, ma ovviamente anche del periodo ellenistico, e da questo filone si è rimasta nei canti bizantini e anche nel mondo arabo e persiano, quindi di conseguenza l'impero ottomano, che è il figlio dell'impero bizantino, quindi una cosa tira l'altra, in realtà viene tutto da là. Poi io ho fatto nell'album le composizioni, diciamo quelle più mediorientali, sono basate in realtà su stili più popolari di questa musica, no? Perché io, diciamo, lo stile diretto di questa teoria di cui stavo parlando
tratta della musica classica turca, appunto del canto bizantino, della musica classica araba, ma non sicuramente di quello che sono le esponenti popolari di questa musica, quindi quello che magari è il rebetico in Grecia oppure il turku in Anatolia, cioè sono cose un po' diverse, no? È un po' come dire musica popolare nostra degli inizi del Novecento Certo. e invece la musica d'opera, no? Hanno Certo. due valori differenti, no? Allora, Simone, ascoltiamoci un altro brano, restando sempre nell'ambito dell'est, del Mediterraneo, Lodos, che è il vento turco, no? Se non sbaglio. Sì, bravissimo. Ah, hai visto? Ascoltiamoci Lodos. Lodos.
Eccoci qua nuovamente, abbiamo fatto un piccolo buco, ma non importa, ci siamo passati sopra senza caderci dentro. E allora, Simone, ritorniamo con Simone Lanzi di Simone Lanzi Quartet. Parlaci un attimino anche dei tuoi compagni di viaggio. Compagni di avventura. Sono dei musicisti bravissimi della zona di Trieste, in realtà chitarra e batteria sono proprio triestini, e il sassofonista è Luca Vrbanez, che invece è un mio amico ancora dai tempi del conservatorio di jazz. Abbiamo studiato insieme qua a Trieste, lui adesso abita a Pola, è originario di Međimurje, di una regione del nord della Croazia, vicino all'Ungheria. Mentre invece alla chitarra c'è Emanuele Graffitti, che è un mio amico ancora dei tempi del liceo, è chitarrista fenomenale, un virtuoso della chitarra, in particolare della chitarra classica, e alla batteria Marco Vattovani, che invece è un altro mio collega qua di Trieste, super versatile, anche lui ha studiato jazz, dopo si dedica anche al pop, super batterista molto solido, penso che si può sentire dal disco. Eccoli qua, li sto mettendo, ho messo un po' di immagini vostre. Levante, c'è anche il brano Levante, no? Mi pare di ricordare adesso ho capito perché. Volevo anche il tuo logo, diciamo, no? Anche questo qua ha a che fare con qualcosa di orientaleggiante. Sì, il logo è un'idea che mi è venuta guidando, spesso e volentieri queste idee in macchina. Anche a me guidando. Anche a me. Anche te. Sì, dopo forse ogni tanto mi dico dovrei fare più attenzione alla strada, però perché appunto cercavo un logo, no? Nel momento avevo finito di registrare già da un po', avevo i mix, avevo i master, era già tutto pronto il progetto, mancava tutta la parte, diciamo, sia di grafica dell'album, proprio dell'album fisico, del CD, che anche poi un po' di quello che purtroppo è il marketing, la pubblicità, eccetera, no? Quindi creare un po' un'identità. Avevo fatto delle foto mie, ma così lascio il tempo che trova nella mia idea di creare appunto un marchio. E quindi il logo, cosa faccio, cosa non faccio? Mi è venuto in mente che potevo usare delle lettere greche per il mio nome, semplicemente, Sigma e Lambda, no? Simone Lanzi, anche se non esiste come nome in Grecia. E poi anche magari accostarle la chiave di basso, come faccio, come non faccio. È vero, c'è la chiave di basso. È la vero. chiave di basso, no? Cioè Sigma, Lambda e la chiave di basso. E poi ho detto, ma scusa, musica medio orientale, una delle arti più diciamo rinomate nel mondo musulmano in generale, non solo arabo, è la calligrafia. Non so se avete presente le calligrafie delle preghiere del Corano, per i musulmani la calligrafia è l'arte più, diciamo, tra virgolette, poi io non sono musulmano, quindi non vorrei dire stupidaggini, ma è quella più vicina a Dio, no? È l'arte più alta in generale, no? E quindi ho detto, ma noi andiamo sempre in Turchia in vacanza, c'ho l'amorosa mezza turca che ha tutte le connessioni proprio anche personali con questo mondo, trovo un calligrafo e mi faccio fare il logo da quest'idea qua. Ah, che bello, bello. Quindi Sigma Lambda, la chiave di basso è stata un'idea di mio suocero, turco, anche lui che ha idee strane, e quindi sono andato da un calligrafo che anche quello è stato diciamo tra virgolette un'avventura a trovarlo, perché non è devi trovare un che anche però si occupi della digitalizzazione, con cui puoi avere un dialogo, un confronto, perché è un processo creativo anche quello, no? È come scrivere un pezzo alla fine. Quindi lui ti propone delle cose, tu dici sì, no, il gusto,
Poi c'è una tradizione vastissima per la calligrafia, quindi magari il mio logo è anche filologicamente una schifezza, tra virgolette, dal punto di vista di tradizione, no? Però è stata una scelta, appunto, un processo creativo, questa è la parte più bella di tutte, no? Quindi Bello, niente, complimenti. calligrafo a Istanbul e poi siamo rimasti in contatto con lui per effettivamente produrlo questo logo. Siamo stati quasi un mese, quasi ogni sera, con le varie proposte, come fare la sigma, la lambda, eccetera, e questo è il prodotto che è venuto fuori. Complimenti. Sì, c'è proprio tutta una creazione di questo disco, anche artigianale, diciamo, no? Esatto. Sì. Che insomma merita. No, volevo dire, qualcuno può comprare il disco oppure solo quando suoni nei tuoi concerti? No, può essere ordinato anche su Bandcamp, può essere ordinato se uno non si fida a ordinarmelo personalmente, può trovarlo su Bandcamp, sia comprarlo digitale che comprare la copia fisica, e se no uno può ascoltarlo anche, chiunque può ascoltarlo su Spotify, YouTube, Amazon Music, Apple Music, Sì, in tutte qualsiasi le piattaforme musicali. Se no mi venite a trovare a un concerto. Esatto, in effetti la prossima domanda è quella: dov'è che ti possiamo vedere prossimamente? Allora, le prossime date sono, diciamo, nel periodo primavera-estate, quindi a maggio a Udine, al Caffè Couchige. Non è una data confermata, non dovrei dirlo, ma Vabbè, in realtà insomma, sarà tanto il buttiamo. 22 maggio. Poi un'altra data in Svizzera a inizio luglio. Ma là è già più distante. Esatto, e se no a Capodistria il 21 agosto, che è più vicino di tutti. Coper Capodistria. Sì. Vabbè, quella forse è possibile vedere. Se non Beh, siamo, anche... se non si- Noi il 22 qua abbiamo le elezioni, siamo un po' impegnati con le elezioni comunali. Il 21 agosto potete venire a Capodistria, poi sicuramente verranno fuori altre, perché... Se vengono fuori altri, mandaci pure che noi le diffondiamo e se possiamo anche veniamo a sentirti. Grazie. Va bene. Grazie mille e Simone, tantissimi complimenti. grazie, esatto, complimenti, grazie, è stata una bella chiacchierata. Adesso ci ascoltiamo Jeff is Back. Questo Jeff is Back, già che ci racconti del brano? Ah sì, volentieri. È uno degli unici brani che non c'entra niente con... Esatto. perché è ispirato a Jeff Beck, in realtà. Ecco. Ok, ascoltiamocela e ringraziamo Simone. E facciamogli anche un in bocca al lupo. Crepi. Grazie.
Eccoci qua nuovamente tornati. Non abbiamo il nostro quarto ospite, Giuliano Menegazzi, perché all'ultimo momento ha avuto un impegno, quindi vediamo di rimandare a martedì prossimo per parlare di queste comunità del cibo, che sono anche un po' curioso, Rossella, sapere cosa sono queste comunità del cibo. Anch'io. E comunque cibo più comunità è una binata che mi piace molto come termini, quindi Esatto. va bene, lo ascolteremo Va senz'altro. bene. E niente, allora finiamo qua, la finiamo Sì, qui. anche perché purtroppo Sami non è riuscito a mandarci il suo aggiornamento da Gaza, però arrivano notizie molto tragiche lo stesso, insomma, e, ieri abbiamo visto che sono stati recuperati 5-6 corpi, ovviamente, vabbè, scheletri così, che hanno rimasti sotto le macerie di un edificio. Adesso si cominciano a scoprire altri Sì, morti, vabbè. quelli che venivano chiamati dispersi, fra virgolette, ma era chiaro che erano sepolti sotto le macerie. E non so, dovrebbe anche cominciare questa attività del... Veramente mi fa un po' impressione Dell'esorto. anche dire la parola Board of Peace, Sì, esatto. sul Vabbè. quale l'unica paese europeo favorevole sembra essere l'Italia, perché gli altri paesi europei hanno detto no grazie, e perfino il Vaticano è molto perplesso. Ho visto prima che si è espresso più di qualcuno, insomma, e anche il cardinale Pizzaballa che è in, se non sbaglio, è proprio a Gerusalemme o a Betlemme, non ricordo, è molto perplesso, insomma. Però, vabbè, invece il nostro ministro degli esteri dice che è l'unico modo per portare la pace, non so. Poi ognuno evidentemente ha un concetto di pace un po' diverso, insomma. Va bene, allora io direi di mettere la sigla, di dare appuntamento a martedì prossimo. Salutiamo di nuovo Simone che è rimasto nella nostra navicella della nostra mongolfiera. E ciao a tutti, ciao Simone, ciao Rossella e ci sentiamo martedì Grazie a prossimo. tutti, a martedì prossimo. Avete ascoltato Ciao. Il Giro del Mondo in 80 giorni, a cura di Radio Nostra, in studio Rossella, Gianluigi, una produzione dell'Associazione La Rete. Vi aspettiamo, a martedì prossimo.